Per celebrare nel dovuto modo i 100 anni della morte dell'artista abbiamo messo in atto un ricco programma. Quindi abbiamo iniziato i lavori venerdì scorso, c'è stato Don Luca che ci ha presentato il trionfo della morte, ha fatto un'analisi critica sotto il punto di vista artistico. Abbiamo proseguito stamattina con la messa sempre presso la parrocchia di Cavaso, poi un omaggio presso la tomba dello scultore conservata nel cimitero di Cavaso del Tomba e adesso ci siamo ritrovati qui. Quindi un ricco programma musicale. Questa sera avevamo come ospiti l'Asolo Chamber Orchestra. Per promuovere la figura importantissima per il paese di Cavaso di Francesco Sartor, ecco, dobbiamo combinare i linguaggi per arrivare alle diverse generazioni interessate. Noi vogliamo che aumenti appunto la conoscenza di Sartor e per fare questo dobbiamo trovare diversi modi, diversi momenti e quindi anche diversi linguaggi, perché non tutte le generazioni hanno le stesse caratteristiche. Questo è il compito della commissione che noi abbiamo incaricato di appunto trovare le forme adatte per trasmettere la figura di Francesco Sartor.